momenti e dei giorni che hanno preceduto il sisma c'erano state alcune premonizioni, ad esempio il comportamento anomalo degli animali? Tu poi si puoi far furlare, Bruno, Io mi visi che ieri pure a Lignan e che noi di prima, ieri in 34-35 gradi, che il mese di mai, le temperature non erano mai. Allora una ora chiara, allora un chiaro pure normale. E dove ti trovavi quando la terra ha cominciato a tremare? Con cui eri tu anche, sì, cioè che tu stavi sfasendo? Allora, ieri lo stavo chiarando alla televisione, ieri io, mio fratello, e mia madre, e mio padre, e chiamo. Se non che, quando era cominciato, gli state una scosse prima, mio padre è partito, e chiamo da Ur, e era là di fuori. Io non avevo mai sentito questa voce, non sapevo, sono tornato a sentarmi la cogliera e lei c'era la televisione. Se non che dopo ho cominciato a vedere la vetrina che aveva via, che davanti da Ur, ho chiamato mia madre e le stressine di fuori. Quando ero sulla porta, era tutto calbalave, lei chiamava da pes e si è partito via per il cortile. E da Ur di me era mio fratello. Mi sono arrivato del coppo su qualche anno, in che volta lei molade. Non è arrivato poi a Chiasolare. E da Ur mi ha detto che l'altro, lascia con lei io. Allora l'ha portato gli mo' elevato un 4-5 metri, se l'è fermato lì. Io intanto sono arrivato a mia sportiva che aveva le macchine, che era fermo in base. E se non che, come che io mi sono fermato, mi sono chiamato a 6, con un pit, paraiar e un partiare. Praticamente più che la tiara era... Faceva ondulazione. E lei mi sono girato e sono colato davanti a Ur e vedo della strada che mi vive per ore. E dice come voglio finire. E la chiesa, in tutto un momento, ho visto un grande lampo e io colato io e dopo era tutto un fumerone. Poi chiamato mio fratello, chiamato mia madre e ha detto non ha fatto noi, e quindi... E gliela io la chiesa, quindi? E gliela avevo mia chiesa, di che balla che io mi fermassi loro. Se non che dopo io, finito che il fumerone lì, poi ho cominciato a chiamare la femmina che era là da dormire con la Barbara, doveva portare su te chiamare. E che parete lì, e era con la ridotta. Che parella che era di chiamare, che era la Luciana sì. e la Barbara? E si vedeva, non me la chiamare, si vedeva pure di oro, che altri investire la deodotta, che parete lì con l'altro sulla terrazza. Madonna. Se non che, ho cominciato a chiamare ieri. E mi ha detto, o sai chi, e era con la frutta del braccio. Io ho saltato su, ho fatto saltato su sulla terrazza, sulla ringhiera, su piccolazzo. E si chiamare tutti questi due dal braccio, e portato via, che era un muretto sulla terrazza, e io si passate su mio pare, che era da Ur, sulla strada. E dopo sono andato io, e dopo ho cominciato a sentire chiaro più peschene, e tocchiate, era sangue, non mi vedo. E se non che dopo Leo si è inchiatato dicendo tutto il porco che era, si è inchiatato che so di inglesi, da che la curva come le schiarinate, lì era la schiarinata che aveva su degli inglesi, e so che erano in 4 schialins che avevano tutto il premio una volta, che erano chiarisare, e io ero in tutti lì, tutto il borgo. E io sul momento ho detto, però forse non devo spiegarsi, non mi si dire che roba qui proprio non vendava, no? E dopo l'arrivato, dopo un mezz'ora l'arrivato nel Silvano, era detto che a Miami e sono colati dai condominios, nos altros muerti che sono. E allora lei ha pensato, ma allora non è chi, la roba è più grande, perché io non sapevo, pensavo che avevi spaccato qui e... Sì, è finito lì, no? E dopo l'arrivato donde pure abbotinato e lì da mio padre, perché mio padre aveva già mal di cuore che volte si era dominato io. Allora non siamo nati tutti dal centro. Dopo io arrivai su Missouri, che ci ha fatto mio padre, mia madre e io mi nati a Terenzano. E non siamo stati di caserme. Se non che dopo sono venuti i militari, mi hanno dato che avevo con Cortés,
e mi hanno disinfettato io con una taniche di alcol, buttare via, no? E io ieri, insomma, di militare, Samulini, è cominciato ad arrivare ogni pardotto. Si sentiva ambulanze, saccorri, insomma, ieri arrivava, lei non andava nelle cuviate, io ieri di scolci, e non andava nelle cuviate, e insomma lei sentava su cuviate, scalare chiaro, ma il mio furto dopo fresco, il mio furto freddo, no? E sì, dopo è arrivata in misura, il mio cognato, che è un nazio d'ordoi, e hanno detto che io partoresesi alle colate che non si passa, che scugninapi le strade di campagne fu, e insomma dopo un nazio che da ricovero, lei era in usci vecchio, diceva una vecchia, sora chiude la finestra che c'è corrente, io non ce l'ho Sotto le aperto. stelle. E dopo Toruni è stata un'altra scossa, e lei vuole pure che si viaggia solo, perché lei il rumore delle caserme, che erano grandi, e tu ci vedi quel rumore, e ti capi come si viaggia dopo, e lì sotto, e è finito. Invece dopo quel fracasso di Veres. O torni da ora un momento, sulla prime domande. Cioè, quando gli stai la scossa che ti hanno chiamato Dilis, ieri all'al che ti ha, cioè, qualche rumore, qualche, ci ti visito di Io, di no, sere lì? rumore non mi visi perché io ieri tornato, ieri in voto, ieri lavoro a Lignano, ieri già un mese che lavoravo io per là, e pertanto non sai chi c'è che vorrebbe si succeduto. No, ma le volte che succede la scossa, tu beh, tu stai sentito che l'hai aiutato su chiesa, quindi No, questo è rumore. la prima scossa, e dopodiché io ho detto, stai chiarato un film e dite, boh, chiaro chi, insomma. E mia madre era via sulla porta, che dopo io l'ho chiamata sulla porta, che lei chiappava e l'ha portata via un tocco. E dopo mio fratello l'ha chiappata e l'ha portata via un altro tocco. Cioè, i classi di Bernardi, ti pensi? E beh, dopo quando ieri su verso per schiarinare lei, ogni scopo, ieri scosse sono urchiate, si sentiva che Bernardi dentro, tutto un rumore come classe colassi, classe vivi io di Bernardi, allora sì, e si sentiva un chiodo sulla sordana dentro, come che avesse di crollare dentro dopo, no? E varrete se io penso tutte voi dentro Bernardi. Cioè che ogni scosote, ieri tutti scosse, non scosote, che ieri dopo, ero di roba di 6, 7 volte, e se non andava bene che arrivava, e si sentiva che mi si dava, non aveva problema di fuarci. Cosa hai provato la prima scossa? Cosa hai fatto? E Dio si è schiampato, la prima scossa e mi si faccio in piedi. E con la seconda, quando vedevo che la televisione mi veniva avanti, la vetrina mi veniva avanti, e mi fu che alla tenere un po' white, no? Quindi sì, dopo l'agnotto le vesti passate io a Tarcento. Dopo l'agnotto l'avevo passata a Tarcento. E tal domani a Binore mi ha dato un paio di scarpe sul militare e lo usammo in azzo con la Jeep, che aveva in avanti il VDL. E allora... Avevi salvato il biglietto chi te stale? Sì, allora me l'ha fuori la vacchia e il VDL le ha dato cortile, che era una spaccatura di 11 cm. Dal cortile. E mi ha dato via la luciana che ho le laghe. Laghe? Laghe incurite perché non era Vabbè, sicuro. Se non che ha detto io che da ora dell'iglesia è la strada spaccata, è una spaccatura di 20 cm, e dopo la strada è un po' più alta e un po' più bassa. Su che era la faria che no? E niente, e dopo da di mangiare vacche, giù, da di mangiare VDL, e dopo vi ho detto che cominciava a viola, tira fuori, salario reale, se si poteva chiappare, si poteva recuperare. E dopo i dischi che sono passati, insomma, ci arrivi sempre di tirare fuori, c'è che tu chiatavi, c'è che ti commentavi, c'è che tu ci arrivi di muovere per poter recuperarci, che all'era in pratica che tu chiatavi, che all'era sotto era regolato, era tutto bruciato. Come dove hai vissuto l'estate del 76? Allora, l'estate del 76, dopo io, l'estate del 76, ho fatto un po' di chiesa e un po' di lavoro. Perché, insomma, questa chiesa ci aveva di fare. Fa non si poteva fare nulla.
E allora è continuato a lavorare. Quindi tu hai organizzato la famiglia, immagino, Sì, prima. io ho organizzato, che era che avevo in una stalla e io ero in una stanza, ho fatto le cucine per farli mangiare. Sì, ho fatto una settimana ti stendi che avevo in tutto io. Quindi ho visto, non me la gnota Tarcin, dopo si torna a Ho Siviglia. tornato a Sirilis, dopo tal domani ho segnato con io, Osan, Aldo Ciumpet, e dopo non sai qui calero, ho segnato a Ciri Tendis, io Parodin. E ho portato dei show poi di Tendis e ho invitato dei show di Arma, Ah, sì. la sera. E la sera le abbiamo passate lì. Di là di strada ieri nei svacchi, le avis che berlavano. E avevi preporre che partisse qualche vacca che fica più Tendis, no? Faccio che le svesti siamo berlati per gnocchi in terra, Sì, beh, no? le bestie berlavi, si sentiva che anche da domani sera che ieri noi eri proprio attaccati alla strada di là e avevi le sbagli, le ali loro, tu sentivi, poi dopo sotto ieri chiuso tu sentivi sogni altri momenti. Quindi ho sempre stato tu, la Luciana e la Barbara in queste stanze, quando le avevi sistemate, e sono tornati anche i tuoi o sono restati tu solo? I miei sono restati di Missouri e hanno stato là di Missouri, dopo sono andati a Grado e dopo sempre, figli suoi io. Mio padre era sempre qui, lui dormiva dentro in stare, in che cosine che avevano fatto, a stare lì. Mio fratello dormiva in macchine che avevi di fronte al cortile. E noi abbiamo fatto, allora abbiamo fatto, dopo una settimana che avevo stato qui, abbiamo fatto una settimana, vedimi su un chiaro, ho dormito in docchi, anche loro. Su un chiaro, attrezzato, mi tutto il nylon, un atterratore, poi ero come una campana dentro, no? E dopodiché io ho tirato fuori la roba che c'era dentro, poi venuto a questo un appartamento che aveva chiuso l'agna di mia femmina a Udine e ho segnato, ho portato la roba lì e ho sempre placciato lì. Però placciato lì non l'avevo io una volta o due per settimana per poter dire di dormire. Ma dormivi sulla porta di arte, il brigone si era impiccato sulla porta, sulla mattina, era tutto pronto, non mi devi schiampare, no? Ti avevi su una scossota e eri in 3-4 plans, 5 plans e eri in attiarci. Tu chiave là, se veniva anche, no? E sì, dopo non si sistemava lì, se non che dopo io ho cominciato a lavorare. In settembre, che di settembre ero lei chiappare, poi era a Cortina a lavorare. Da cultitore di chiase? A Cortina, Ah, a Cortina da un pezzo? Poi ero a lavorare là e che lei chiappare là sopra. Che lei chiappare sopra, vale, sa 2600 metri. E tu l'hai sentita anche là? Là non l'hai sentito perché io vedevo gli schiarini, non l'hai sentito, però che sbusava e mi ha detto che è stato il terremoto e dite Penico, vedere io che io adesso come via avevo già fastidio se torna in lavoro, dopo che ha detto che è stato il terremoto ha chiarato su da parlare, se eri che lei via Carlo, è vero, e dopo ci parla da fuori via e Vignuzio. Però sei sveglio in grande il terremoto? Difficile. 29. E la frutta? La frutta aveva 4, 72. Mamma mia. 72, 76, 4 anni. E dopo sì, ho staccato anche quindi a ricostruire, insomma, ieri in volontà. E dopo l'estate luglio, dopo ho cominciato a accomodare la stalla, prima che erano tutti a Puest. Hanno cominciato a passare i chiusi, le commissioni là, hanno venuto a Puest la stalla, dopo quindi si fa la chiesa, dopo hanno venuto queste sbaracche, una dal cortile, una invece ti hanno venuto qui, che mi fate la chiesa come era lì. E allora dopo dal 73
e siete e hanno messo la baracca qui e allora io sono venuto su questa baracca. E dopo ho cominciato, mia madre ha cominciato a fare chiatte, disegni, si hanno fatte sulla chiesa, se non che hanno fatto la chiesa e le hanno finite, e allora io avevo fare anch'io, non sapevo dove là. E allora io ho lasciato a stare le chiese loro per portare su tutta la roba e ho lasciato e loro erano state in baracche e ho cominciato a fare la chiesa e dall'80 sono tornato io, ho venuto a stare qui, poi ho fatto la chiesa. C'è riguardato dai volontari? Ma dei volontari è stato un via riguardo, è stato. Ti pensi tu che siete aiutati? Non dici no, ma come gruppo so che hanno fatto? Dio, ma come ho detto così? E devi essere arrivati subito dopo? Sì, sono stati volontari, sono stati un lavoro di volontari di Padova e di Mignuzzo. Avevo fatto menaggio con parrocchie Sì, di diocesi di Padova. Di diocesi di Padova. Ma se non ci ha dato le mani anche a te? Ma no, io no. Non tu hai... Chi mi ha messo sulla baracca, mi ha messo su ieri in pompieri, se dopo non sai, ieri in... Hai vigili a fuoco? Sì, ieri un 3-4 slash. Ieri in chi che volevi sopra per montare sopra, se era roba loro si aveva in questa maniera. C'era solo stavi un po', non sai, è stato 3 giorni. Sono io sui pompieri, sono tutti le colonne sotto, chi plinto, schieri, dopo un po' di sintelaiatori sono arrivati schiati, io parlo di me, è stato poco che fa solo lavoro, no? Quattro sdoi, fate una Quattro domanda sdoi, su queste sì, curiosità in base a ciò che ho sentito Bruno. Se dopo quindi vivevi sempre un te per di poi, no? Per tornare. Allora io dopo nel 70 volte, nel 77, 70 volte si cominciava a chiacchierare di tornare a fare, io gli dico io chiesa non faccio. Io ho una bella chiesa di chiesa di legno, che chiesa di legno non coli e resta in su. E mi ha detto, io che chiesa di legno si può portare via con due sporti di nylon dopo, si mette dentro la cinese e si va via con ieri, no? E io, e allora mi hanno convinto che devo fare una chiesa. Allora, facendo chiesa, facendo sicuro. Allora Giacomo che ha fatto il progetto, non quei fondi, ma quei tutte le platee sotto. Che non di sé che mi si alza e mi si sbassa. Allora sei tutto un piano. E dopo dite, la mi chiamare, non di sé, non la di sé weight sotto. E di sé sulla tiara. E io ho fatto 3 plinti da ora, no? E la mia chiamare e io purtroppo non ha scantinato sotto. Perché purtroppo? Perché la pure andare tante che io ho detto non ho da colà quindi la io, voglio restare lì, noi di là io sotto. E allora la mia chiamare e dite che vendi là e non si fa niente. Come mi gli dici però. Perché vorrei vedere i movimenti. Sicuro. Invece... Ci avete dei soldi anche? Come non vengo su domani. Ho si suate curiosi, io ho sdisi, io ho passato che usavo che non passate perché Magari. è una roba, è un'esperienza bene brutta perché ti fai di questo. Però ti lascia sempre un segno. E quindi ai tuoi, io torno in momenti in da urno, le succede noi, tutto si è fatto i coppi su quel chiate solo fa male. No, mi pare che poi la prima cosa, che era la partita con Chian, che era la fu sulla strada, alla fu dretto, non la stava sulla strada. Era la fu sulla strada, lui il Chian era dottore. Lui la fu, taramolta, berlava e pur. Era la fu dretto sulla strada. Quindi lui non si è fatto male? Lui non ha fatto niente. Tu hai fatto i cops? Io ho fatto i cops. Tu mare? E loro non sai, avevi qualche
Qualche grifare, pa- qualche clap che era più tio, ma non avevi fatto. La Luciana e la Frotte. La Luciana invece era con la frutta il presore, là, che le aveva al braccio. E è stato un momento brutto che è passato, che è il momento che sì, la tio di Vandaur e poi è venuto, perché erano i figli di Lusca, gli pincali, quando quella della chiesa, e sono nati in corto, e io ho venuto tutto un flamon, e la parete veniva, come dite, veniva che la stalla, come si crepa. Non era in sangue, perché ieri la stalla, la via, così, davanti in ore, per il singolo tio, e un ben presore, vedete. Invece ti era non me la chiesa di davanti. E chi altri che erano in davanti, purtroppo sono fermati là a Spindogno e non fanno due anni dal muro. Che poi la visera è stata solo chi dopo. Cioè che io devo la parete di parte intera. E non era piccolo, era in Ieri sto splano. 10 metri di chiesa, era in 1, 2 planks di chiesa. Met 3, 3, 6, 3, 9, 10, 9 metri. 10 metri. E che lei è quella di perché quando è stata la guerra è stata bruciata e dopo accomodata la chiesa, se non che sulla parete davanti e era come tenere di pancia per ore di porte dal muro portante, ma era i muri di 70 e 80 e probabilmente alla molato lì alle sì. Dopo ieri noi eri chiase sleali, eri chiase di clap, crash, sotto le aris e ieri ti ricordo dal cuviato che si tirava via, eri in filistrings dentro, dopo del tuo debito, c'è filistrings, e eri in reticolati. Ah, addirittura. Sapete che sono i reticolati? No. Retti. Sono retti di ferro. So chi calmet pocer là sopra, ti toglie le svacchi. Chi fidi di fiar, qui specie. Sì, buon, sì. Ci butterati di ferro. Buon, insomma, articolati. Non devi fare il militare, ci vuole. No. Vedrà che quando tu vas a fare il militare, per esempio dal muro, siamo reticolati via, perché non stiamo più fuori. Ferro spinato, insomma. Filo spinato, bravo. Filo spinato, vedo come studiato al nostro. Anche se non visto giustamente stare. Si interessa le domande al Catri? Ma se diris invece la buttien sotto per schiasis. Se diris non vorresti, mi pare che non l'ha avuto, Muarz, diris non l'ha avuto Muarz. Sono Muarz, dunque ieri arrestato sotto la cleglia di Danic, che dopo l'ha tirare fuori, che aveva una gambe rotte. Ma l'arrestato mi pare di no. Invece c'è che all'estate che che pure che è chiappato lì, purtroppo, i 2 o 3 anni dopo, e hanno implantato al cimitero. E ne muarci, da giro 2 o 3 anni sono 80. Dai. Sì. Ne muarci una pure, provai a viodi, cominciai a fare 77, 70 volte, 79 e 80, andare quasi un per settimana ogni 15 giorni scalare. Che se io penso che siano state le conseguenze del terremoto, che dopo la gente abbiamo di scalare, chiatasi di chiese, un po' cavilizza, anche, è tutto un complesso di robe che ti porti, se tu sei giovane, insomma, tu dici, boh, fa sempre, però comunque le vecchie, che hanno già passato la guerra, hanno già fatto le chiese, chiatasi sei dopo magari anche 65, 60, 70 anni, e se chiati a 6 un'altra volta senza niente, era normale che un po' che displasè, un po' cerchiamo passato. Esatto, anche il padre vive di furcus e di vive in Sì, maniera... dopo io sai che avevo l'esterno andare nelle tende che di arabos, io lì la plove, e poi che colava dentro, che la fuori. Le tende di arabo mi facevi dare, era come le zanzariere, no? Sta, so. Le belle zanzare, che le belle di fuori di chiesa, ogni il bosco, bitone. Lei era in place di porre, sentiva che ti per ore, era ciuita, vedi, ogni tanto chiave la fuori, bravo via. Sì, perché ieri in ogni del bosco, Era il bosco, lì per ore,
c'è che l'altro. Cos'è Nils? A questo? Sì. Ci sono questo. Allora ti stacca tra mai, no?